Pitarello? Grazie. È per la stampa, sai. Vediamo qua. Buonasera, Sergio Angelica. Buonasera, buonasera, buonasera. Ok. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati dopo l'incontro di ieri sera che dobbiamo pur dirlo, ha riscosso questo notevolissimo successo, ha avuto un grande seguito e a noi fa ovviamente un enorme piacere. Vedete che gli sforzi del gruppo che ha lavorato alla costruzione di questo vasto progetto su Gianni Rodari abbia avuto un così notevole riscontro. Dunque, riprendiamo oggi la nostra grande chiacchierata su Rodari con un'altra importante voce che è Roberto Pitarello. Dunque, è una persona che innanzitutto noi sappiamo molto legata alla biblioteca ragazzi di Franco Veneto, dalla quale appunto si sta trasmettendo questo incontro, in quanto proprio Roberto Pitarello ha avuto una parte tutt'altro che secondaria nella ideazione e poi anche nella costruzione di questo ambiente così importante e così centrale, sia per la vita della comunità di lettori, dei giovani lettori di Franco Veneto, che proprio per la nostra biblioteca, che è un po' la culla della biblioteca di Castelfranco. Dunque non spenderò molte parole su Roberto Pitarello, nel senso che da oltre 30 anni costruisce e organizza laboratori creativi più vari per bambini, per ragazzi e anche per adulti. È stato un insegnante fino al 2009 nella scuola secondaria e ha anche tenuto dei corsi e dei laboratori presso l'Università di Padova. È un esploratore di vari linguaggio visivo innanzitutto, ma anche linguaggio tattile, la scrittura creativa e naturalmente riserva una costante attenzione all'aspetto della manualità. È inoltre autore di originali produzioni sia in termini di progetti, di laboratori e di didattica, di mostre e di pubblicazioni che sia tramandano quello che ha prodotto nel campo dei laboratori, della didattica e dei progetti, sia dedicate anche agli approcci teorici che stanno a monte di questi stessi lavori. Dunque, detto questo, io sono estremamente curioso di sentire il Rodari sconosciuto che Roberto Pitarello questo pomeriggio ci presenterà e ci leggerà. Io do un buon ascolto a tutti quanti e buon ascolto. Un saluto. Grazie delle belle parole di presentazione, un saluto anche da parte mia di tutte le persone che stanno seguendo e seguiranno questo intervento, che credo sia utile, prima di cominciare, io dica come l'ho organizzato. Proprio dal mio punto di vista si tratta non tanto della segretezza letterale, ma del fatto che metto insieme degli aspetti, sono 4 o 5 capitoli, eh, su precisazioni che più che mai oggi vale la pena, secondo me, fare su Rodari. Il mio primo punto riguarda due esperienze che metto insieme. Nel 2020, 20 anni fa, c'è stato a Pontedera un altro anniversario del Rodari. Tra gli organizzatori del convegno di Pontedera c'era Mario Piatti, che mi piace ricordare perché Mario Piatti è un insegnante
di musica, che è stato nel Conservatorio di Castelfranco e sotto un'etichetta, come dire, che mi fa sempre piacere citare come titolo, perché era didattica della musica. E qualcuno mi ritiene esperto in didattica dell'arte. È un ossimoro la didattica con l'arte o la didattica con la musica se noi pensiamo al prodotto, ma la didattica era in questo caso uno studio, una relazione profonda su quali sono i processi fondamentali attraverso i quali poi si arriva a creare, si arriva ad avere un rapporto concreto con la creazione, con la creatività in generale. Io ero a suo tempo molto sorpreso perché la richiesta che mi venne fatta per questo intervento mio a Pontedera, dove peraltro era presente e ho potuto conoscere la compagna di Rodari, la figlia, eccetera, riguardava il tattilismo. Finché ho fatto la mia relazione, quella mattina, in una sala gremitissima, le scuole avevano avuto il permesso di essere presenti al convegno, per dire, per cui gli insegnanti erano molto numerosi. Ho capito in quel momento la relazione e non devo che essere grato a Mario Piatti, ecco, di averlo pensato senza avermi spiegato prima, che la cosa è più bella, se si capisce uno ha la sensazione poi che l'ha capita in proprio, non perché uno gliel'ha spiegato, anche questo servirebbe come scuola. E l'intervento che mi è stato chiesto era sul tattilismo. Perché il tattilismo in un convegno su Rodari? Il tattilismo è il linguaggio della vita, è il linguaggio della pelle, è il linguaggio che spiega ai bambini che cos'è la linearità, che saranno processi importantissimi per la lettoscrittura negli anni successivi. Il tattilismo è esperienza. Si può fare un'azione tattile solo perché la si vive. Nessuno può fare un'azione tattile al posto di un altro e ha un suo vocabolario interno molto forte e con questi riferimenti siamo andati diretti a Rodari che diceva che quello che conta è l'esperienza, far fare l'esperienza ai bambini. Un bambino che è partito con la sua disponibilità, con la sua forza interiore a conoscere il mondo attraverso il senso tattile, cioè di toccarlo, di seriarlo, di avere tutte le informazioni dalle cose con cui può avere un contatto, questo bambino poi le cose con le quali ha solo il contatto scopre una cosa straordinaria, che le può manipolare. Distinguiamo il tattilismo dalla manipolazione, perché in questo caso nel secondo momento, quando è stata ben vissuta l'esperienza tattile del toccare, si può con le cose toccate progettare qualcosa. Chissà se Rodari pensava che si potevano toccare o si potessero toccare anche le parole, perché le parole hanno quella realtà, diciamo, di sviluppo legate all'esperienza, legate all'esempio, legate alla forza viva dell'esperienza con cui poi la persona può decidere di esprimersi anche attraverso di queste. Ecco, questa è stata un'esperienza bellissima per certi versi, perché mi ha messo in un contatto diverso anche col mondo rodariano delle letture, soprattutto per quello che io usavo a scuola. Allora dico proprio usavo, nel senso che dovevano essere degli esempi utili, non per imitare, per copiare o per fare degli eserciziari sterili e poveri, ma proprio per riprogettare la storia della scrittura. In questi giorni avrete sentito, molti hanno ricordato che la nostra Costituzione è un esempio di scrittura collettiva. Nella classe, col gruppo dei ragazzi o dei bambini, si progetta la cultura linguistica di bambini e ragazzi scrivendo anche insieme, progettando quante sono le esperienze anche rodariane sull'entrare, soprattutto dopo il suo periodo, diciamo, di grande notorietà degli ultimi anni, in cui tutte le scuole lo invitavano e parlava con i bambini, metteva lì davanti qualche piccolo gioco linguistico
semplice, formale anche, ecco, per cui nella sua povertà molto stimolante, e poi i bambini proseguivano, fino ad arrivare libri in cui quasi per eccesso Rodari dice: se non ti piace il finale, inventane uno. Per me potrebbe avere sti finali, per esempio. Quale rispetto anche per la collettività dei lettori, i quali possono andare per le loro storie intorno a dei particolari che magari sfuggirebbero all'autore stesso. Ecco, questo è per me il primo e importantissimo ricordo di quel convegno del 2000 a Pontedera, quando sul tattilismo anche la compagna di Rodari allora mi si avvicinò, poi mi scrisse una lettera che lasciò, pensate, in deposito presso la libreria dei ragazzi di Padova, perché ovviamente non aveva il mio indirizzo per quegli anni, dove mi riassumeva in una scaletta quello che avevo detto nell'intervento, dicendomi che probabilmente sarebbe molto piaciuto, ecco, nell'ascolto anche a Rodari stesso. Questo mi riempie di piacere anche solo per il ricordo. Un po' di tempo prima, anni 90, all'inizio, Munari, che come tutti sanno e avete già sentito è stato forse, qualcuno dice, l'illustratore prediletto di Rodari stesso, ha illustrato dei libri tra i più importanti, tanto che l'editore ha perfino deciso di mettere 5 libri in una raccolta antologica, raccogliendo sia il Rodari sia il Munari, che non è illustratore in questo caso, mi raccomando, è disegnatore, che è un'altra cosa, ma questo fa parte poi di una realtà di lavoro, insomma, che andrebbe specificata ulteriormente. Munari, per essere brevi, riceve dall'editore, dal grande editore, l'invito a progettare una nuova edizione di opere fondamentali del Rodari. Un libro favoloso, ne è uscito uno solo. Nel colofon del libro era già stilato un primo parziale elenco di tutti i volumi che sarebbero succeduti. Munari fa un'azione secondo me rivoluzionaria e importantissima, una grandissima l'aveva fatta già con la sua collana Tanti bambini, presentando dei libri a 250 lire, che ogni 15 giorni ce n'era uno nuovo in libreria. I librai non li hanno voluti perché guadagnavano 50 lire a libro, per cui non erano interessati a questa cosa. Erano libri eccezionali, nel senso che spiegavano ai bambini che si possono illustrare libri per bambini con tecniche le più diverse, che non c'è un'illustrazione privilegiata, che non sono tutti cieli all'acquarello nei libri per bambini, ma si possono fare con le tecniche più diverse, anche facendo dei biscotti sagomati nella pasta a frolla, facendoli cucinare e poi fotografandoli, gestendo delle situazioni. La collana ha avuto anche un paio di libri di Rodari importanti in prima edizione, e la collana è stata ed è tuttora studiatissima a livello storico. Cosa propone Munari per questa nuova edizione? I libri, è inutile dirlo, Munari hanno una carta straordinaria, sono importanti dal punto di vista proprio dell'oggetto, sono con una ricca sovracoperta, con le alette, con le presentazioni, e Munari dice: non cerchiamo nuovi illustratori, facciamo che in mezzo al libro ricaviamo un 16 pagine, 13 facciate, e lo facciamo illustrare ai bambini. I bambini, che possono avere a spizzichi e bocconi un'idea dei testi che ci sono dentro a questo libro, faranno le loro immagini, diranno la loro idea di mondo rodariano attraverso la natura, perché sono le stesse costanti di interesse dei bambini, quelle che sono nei testi. Cosa interessa ai bambini? Interessa il mondo naturale, interessa il mondo dei sentimenti, interessa il mondo degli animali.
Alcuni di questi interessi sono diventati come le erbe del prato, gli alberi, gli animali di forme strane, anche le forme dell'astratto, delle figurazioni del volto umano nelle varie espressioni, quando il disegno supera lo stereotipo però. Per cui non nasce questo disegno in via diretta in un laboratorio. Un laboratorio creativo è sempre, come dire, progettato su due momenti. Un primo momento si impara una tecnica, e anche qua Rodari ha scritto testi e pensieri importantissimi. È la tecnica che ci dà la libertà. Il saper fare ci rende liberi. Il passaggio successivo è: vuoi fare qualcosa col tuo saper fare o non vuoi farlo? Se vuoi farlo hai un saper fare. Con questo saper fare non ripeterai un esercizio con la penna biro, con l'acquarello o con qualunque altro materiale dell'espressività nota. Si dirà soltanto qualcosa di personale, che ovviamente annulla tutto il laboratorio precedente e lo rilancia in senso personalistico, originale. In originalità, forse questa parola oggi a livello di mercato e di consumo da un lato è abusata e da un lato è segreta, non si capisce bene come prenderla, ma originale vuol dire qualcosa che prima non c'era. Tutti noi nasciamo potenzialmente, precisamente, dotati per fare qualcosa che prima non c'era. Questo qualcosa che prima non c'era è assolutamente legato all'attitudine interiore. L'attitudine interiore non è tout court un talento. Ci vuole il laboratorio per dare corpo alle attitudini. Come fa la scuola ad attivare le attitudini in una classe di 20 bambini di allievi che hanno 20 attitudini e tante attitudini diverse? Deve diversificare le esperienze. Ed è aiutata in questo enormemente. Ci sono i linguaggi. C'è la musica, c'è il corpo, c'è la fisicità, c'è l'ascolto, c'è la trasmissione, c'è l'operatività, c'è il ricordo storico delle cose avvenute, c'è la memoria. Ci sono tutti questi passaggi che possono dare alla persona quel motivo per cui scoprire la propria attitudine e su quella cominciare a lavorare. Finita la scuola dell'obbligo, assolutamente in quel fastidioso gennaio della terza secondaria di primo grado bisogna scrivere su un modello dove ci si va a sedere l'anno prossimo. Non ci si rende conto quanto condizionante per certi versi se viene fatto per esempio per andare in un posto dove vanno i tuoi compagni, se viene fatto senza sapere qual è la tua motivazione ad andare. Rodari ci ha aiutato molto in questo, sempre partendo dall'esperienza, perché anche questo parlare continuo dell'esperienza dei bambini lo ha poi riprogettato nell'esperienza, magari lo vediamo più avanti, nell'esperienza degli adulti. Questo primo volume è stato dal mio punto di vista rivoluzionario. Munari mi ha subito chiamato ed erano le vacanze di Natale. Io avevo tutte le mie raccolte di questi disegni, questi sono ovviamente pochissimi, ne sono stati portati dei pacchi, li ha impaginati lui in questo modo, non sono i fogli dei bambini, sono state prese delle cose poi impaginate e le ha impaginate come avrebbe impaginato delle illustrazioni dei più grandi illustratori, mettendo l'erba in un certo modo, l'albero che incombe, un cavallo abbozzato sotto che non si sa se arriverà a brucare l'erba e via di seguito. È stata un'esperienza anche per me di andare alla ricerca di tutti questi prodotti originali dei bambini e si voleva che fossero bambini relativamente piccoli, tra l'infanzia e la primaria soprattutto. Perché? Perché il primo libro, a cui dovevano poi succedere gli altri, il primo libro era Prime fiabe e filastrocche, dal 49, pensiamo, al 51. Il secondo erano Le avventure di Cipollino, filastrocche di treni e città. Il terzo volume, già propagandato, erano le favole di Esopino, Piccoli vagabondi e via di seguito. È stata una bella esperienza. Ecco, Munari ha trovato e io ho trovato che anche avere questa sensibilità verso il
il disegno, le opere dei bambini, ritenendoli illustratori della loro esperienza, del loro punto di vista, della loro ritrattistica, dei loro soggetti, che peraltro sono sempre ricorrenti, sempre costanti, ma che rimandano, quando sono effettivi, per l'originalità e l'espressività, alle possibilità che sono state date ai bambini, a questa scatolina che ogni bambino si porta dietro, piena di materiali, dalle cere, gli acquarelli, che oggi stanno anche incollati sopra un pezzettino di cartoncino, ecco, me ne sono arrivati questi giorni, si sciolgono con un po' di acqua, durano 5-6 volte di pittura e ci sono tutti i colori della terra e si possono mescolare, fare, riguardare, eccetera. Qui, da questo primo libro, ci sono alcune, fra queste prime filastrocche, va ricordato che Rodari non voleva che venissero definite poesie, voleva che fossero giochi linguistici, ecco, in cui che cos'è che prende inizialmente in una filastrocca? Prende il rimario. Quasi quasi il significato si può un po' accantonare, perché la sonorità, il piacere e poi la felicità e la facilità con cui i bambini rimandano subito a memoria, subito, certi passaggi, se non intere filastrocche, era un motivo straordinario anche del successo. Ricordiamo anche, tra l'altro, che prima che in Italia Rodari diventa famoso in Russia, non è famoso in Italia, è dalla Russia che viene di ritorno la sua riconoscibilità. E qui dice: in città non canta il galletto, è il primo tram che ti sveglia nel letto, in tuta azzurra sul primo tramvai vanno in fabbrica gli operai, secondo tram l'impiegato statale va in ufficio leggendo il giornale, terzo tram, che confusione, gli scolari non sanno la lezione e tra l'una e l'altra fermata la ripassano in volata. Portinaia, che fai sul portone? Io conto tutte le persone, con la scopa tengo a bada i cani e i gatti della contrada, giorno e notte in ogni momento faccio la guardia al casamento. Se la sua pace qualcuno minaccia, io gli sbatto la porta in faccia. E c'è questo interesse dichiarato subito, appunto, per il mondo reale. Filastrocca della domenica, un po' allegra, un po' malinconica. Malinconica vuol dire mesta, non per tutti domenica è festa. Non è festa per il tranviere, il vigile urbano, il ferroviere, non è domenica per il fornaio, per il garzone del lattaio, ma tutti i giorni sono neri per chi ha tristi pensieri, per chi ha fame e proprio così ogni giorno è lunedì. Filastrocca del sabato sera, dice il babbo, la busta è leggera. Dice la mamma, la paga non basta, devo pagare il riso e la pasta. Dice il babbo, la paga è poca, la sua voce è bassa e roca. Dice la mamma, bambini e bambine, per domani niente cine. Dice il babbo, la busta è leggera, niente giostra domani sera. Sul tavolo giace la busta bianca. Il babbo è triste, la mamma è stanca. Esce una costante che, se vogliamo, è una specie di filo che collega gran parte della produzione, è quella che viene individuata come la produzione morale, etico-morale di questo autore, di questo grande autore. Nel senso che una volta coinvolti nel ritmo che sa inventare in questi versi che si baciano, che si alternano nelle sonorità delle rime, inserisce sempre delle qualità che riguardano il mondo reale. Alcune cose sono, per certi versi, anche oggi diventate profetiche, no? Quante persone, rispetto a chi ha la busta sicura, la busta, insomma, è leggera.
oggi, o addirittura in certi momenti non l'ha avuta la busta, anche essendo insegnanti e insegnanti, per esempio, alcuni tutelati a posto, altri invece in attesa che qualcosa si chiarisca, insomma. Forse in ciò che è letterario ed è utile, ed è forte, ed è importante, è bene sempre anche cercare questa forma di profezia sul mondo e sulle cose. Ecco, qui mi piace mostrare un'opera come questa, perché i bambini delle volte non sono sempre coinvolti a livello narrativo, fanno facce, alberi, uccelli, erbe, fiori, vasi, giocattoli, mostri, draghi, almeno così li facevano prima che la cultura disneyana proponesse tutta una serie di stereotipi che i bambini stessi dovevano poi essere felici di copiare, insomma, dai cartoni, dai film, ma delle volte anche un piccolo pennarello in mano, i colori a disposizione, il materiale che prende il tuo tempo e ti chiama, insomma, può fare qualcosa che è stato molto vicino all'arte. Nell'arte abbiamo le grandi figurazioni, ma tutto un settore dell'arte del Novecento, e venendo a noi, è un settore che ha un debito enorme nei confronti del disegno infantile. Basta chiederlo a Jean Dubuffet, che ha creato questo suo movimento sull'arte selvaggia, in cui dice: dobbiamo considerare arte l'arte dei malati mentali, l'arte delle persone che soltanto toccate da una depressione hanno piacere di mettersi un attimo con se stesse, la mano funziona e la testa comincia a pensare. Ma è arte anche l'arte dei bambini, tutta l'arte infantile. Quando il bambino non copia, mi raccomando, da altri, il bambino trova in se stesso, e questo bambino educato trova in se stesso perché almeno inizialmente, e non è un inizio troppo veloce, troppo breve, gli è stato messo a disposizione qualcosa perché lui possa fare questo. Gli si è insegnato a fare un libro, a dipingere insieme, per esempio, a fare le cose collettive, perché mettendo insieme, come diceva Rodari, che ce l'aveva e ce l'ha sempre avuta coi proverbi, chi fa da sé fa per tre, è una stupidaggine innominabile. Non la possiamo accettare, specialmente oggi. Chi è che oggi sta, diciamocelo, particolarmente male? Chi non ha spirito di solidarietà. Chi si mette in difficoltà per delle cose stupide, facendo finta che il clima che stiamo vivendo non si vive, non è quello, e si vuole tornare a fare come se niente fosse, è un niente fosse perché non ci sono gli altri intorno, per cui non è stata scoperta la realtà di sviluppo che ci lega l'un con l'altro nelle nostre storie, nei nostri afflati, nei nostri sentimenti. Per cui anche facendo piccole cose di questo tipo, che potrebbero stare assieme a rappresentazioni invece molto ricche, in cui c'è una scena, c'è la lampadina accesa, il bambino sta arrivando, c'è tutta una situazione narrativa molto complessa, e dobbiamo accettare questi ruoli, anche questi ruoli leggermente umoristici, in cui la mamma di questo disegno dice al bambino: tesoro, ma come fa a stare il cappello sulla testa di questo omino? E lui dice: io l'ho disegnato. E qui ci sta, per esempio, no? Aspettiamo di vedere se mettendo una gommina, una cosa si potrebbe fare, un elastichetto sotto che non si vede, può andare bene anche questo disegno, C'è in questo mio secondo punto che vorrei svolgere in questo mio intervento con voi, un'attenzione rodariana continua, incessante, su due facoltà mentali importantissime, che sono la fantasia e l'immaginazione. La fantasia è la facoltà più libera che abbiamo a livello mentale. Può pensare, diciamocelo, a qualunque cosa, indipendentemente dal fatto che la cosa pensata si possa realizzare.
non deve essere concreta, non devo fare una scultura, un film, un quadro, un testo. La libertà nella libertà della fantasia, per cui mettere insieme qualcosa che non può stare insieme, che non può avere una realtà. Anche il famosissimo esercizio, sul quale non mi dilungo perché ne parleranno chissà quante altre persone, del binomio fantastico. Il binomio fantastico non è che un eccezionale esercizio di fantasia. Si prendono nella realtà due parole a caso che capitano lì dentro un cesto, sopra una lavagna, sul tuo foglietto, e le trovi vicine, il cane e l'armadio. A questo punto la fantasia ha fatto il suo gioco, il suo iniziale gioco, perché adesso interviene un processo che non è più di facoltà, è di metodo, che sta alla ricerca, come metodo vuol dire funzionamento, di quali sono le relazioni possibili che possono esistere o che noi possiamo inventare attraverso le due parole. Non è un inventare per inventare, che la cosa è astrusa oppure banale o addirittura stupida. Deve essere coerente. Bisogna che sto cane con l'armadio divida qualcosa. Sarà stato quello che sarà stato, bisognerà che troviamo l'inghippo nel quale loro, dispersi nella memoria come due parole lontane nel vocabolario, vengono ad avere una storia comune. La fantasia è straordinaria nell'esercizio perché poi anche nella vita corrente e nella realtà produce degli sviluppi di risoluzione. Una persona fantastica ha sempre idea sulla soluzione di un problema, perché trova che la soluzione sarà a livello creativo, ma non lo hanno intimorito e spaventato le relazioni nuove che la realtà ci mette davanti e ci dice: adesso tu, caro, ti devi confrontare con queste due cose qua. Si è rotta la lavatrice e il cancello in strada non funziona. Che facciamo? E questa cosa ha una risoluzione. Ha una risoluzione, in questo caso è banalissima, felicissima e facilissima. Si prenderà il telefono, chi ce l'avesse, e comincia a fare le sue ricerche, e nel giro di un giorno, 2 o 5, troverà che le due cose si sistemano. L'immaginazione, ecco, mentre la fantasia pensa, l'immaginazione è la nostra facoltà interna vedente. È un archivio di memoria visiva, l'immaginazione. Non si riduce alla parola, ma riduce a una situazione, diciamo, che è come dire: ho avuto un'idea, sta idea la vedo, gli do un corpo. L'immaginazione ha la forma, per cui la forma e il corpo nell'immaginazione daranno per esempio uno sviluppo nel disegno, nell'arte. No, pensate cosa fa Magritte. Fa piovere sassi, per esempio. Ma è mai possibile? Ma no, una signora al Google e dice: ma è una roba stupida questa. Che roba è questa qua? Oppure, non so, cose molto pesanti nel quadro diventano leggere. Cose molto basse diventano molto alte. Cose molto scure diventano molto chiare. Quando noi prendiamo un oggetto e vogliamo fare un esercizio di fantasia immaginativa, basta che cambiamo le caratteristiche compositive dell'oggetto. Per esempio, se noi prendiamo una sedia impagliata alla veneta, diciamo, possiamo avere questa sedia grande perché ci sia un adulto. Però se qua io avessi un bambino piccolo di 2 anni, quella sedia per lui è insormontabile, è un castello. Quella sedia però potrebbe essere alta 15 centimetri. Potrebbe stare vicino a una che è alta 2,5 metri ed essere chiusa dentro una stanzetta. Viene un bambino, sta sulla porta, le guarda e dice: ma chi viene in questa stanza su queste sedie? Viene qualcuno quando noi non ci siamo, dico io. Quando noi non ci siamo. In quella piccola chi può essere? Viene, non so, uno scoiattolo, una lucertola. In quella grande chi viene? Un gigante. E cominciamo solo in questo caso la dimensione, cambiamo il materiale. Oggi l'industria e il design ci mettono sempre a confronto
credevamo noi, no? Che la sedia sta di legno, è impagliata, invece è di tela e di plastica, è smontabile, si compra a pezzi e si mette in piedi in casa, ecco. Oppure ha delle caratteristiche di nuovo tutte diverse. Qualcuno ha fatto una sedia di plexiglass completamente trasparente che quando si fotografa la persona in certe posizioni, come è capitato a me per una foto che mi hanno fatto su questa famosissima sedia, sembra che la persona sia seduta su una nuvola, sull'aria, perché la sedia quasi scompare. Proprio guardandola con attenzione si vede. Per cui se noi attrezziamo questo eserciziario tra fantasia e immaginazione, abbiamo una realtà ricchissima di produzione, che poi troviamo, e i bambini trovano, dove? Trovano per esempio in tutti i libri più belli che sono stati pensati per loro. Perché anche qua Rodari dice una cosa, non possiamo fare una cosa per i bambini perché è un mestierino. Bisogna essere ispirati. Non può diventare, nel senso tradizionale, per intenderci, il mestiere di fare questa cosa. Ad esempio, il ruolo morale che lui ha in tantissima produzione. Pensate a tutti i testi, ne vedremo qualcuno sulla speranza, ad esempio, no? Sul contro la guerra. Testi che si danno ai bambini in lettura, non oggi magari, ma insomma un tempo, generazioni intere hanno seguito con molto sviluppo questa cosa e trovavano insegnanti e genitori, adulti e che compravano questi libri, li trovavano coerenti anche con un loro punto di vista civile prima che politico. Su questo mi piace ricordare qualche testo dalle favole minime. Spero che non siano conosciute abbastanza, perché sennò il titolo di questo Rodari segreto che io vi voglio proporre, insomma, non avrebbe un ruolo così forte. Ma sentite queste favole minime. Un pidocchio, dopo aver passato l'inverno sulla testa di un celeberrimo scienziato, confidava agli amici: «Oh, niente di speciale, proprio un posto come gli altri. Le teste fine non bisogna lasciarle giudicare ai pidocchi». Queste, è chiaro, non sono storie per i bambini. Un cassiere di banca rubò la cassa. Fuggì all'estero e visse felice e contento fino a tarda età. Un altro cassiere scappò con un'altra cassa, fu subito preso e messo in prigione. Fuggire non è ancora niente, bisogna anche saper fuggire in fuori invece che in dentro. «Posso dar fuoco a un pagliaio», si vantava un fiammifero. «Posso incendiare un deposito di benzina, un ministero, un museo etrusco». Perché non dici che puoi accendere il gas per far bollire la minestra? Ci vantiamo sempre delle cose peggiori. Una cicala cantava su un cipresso del verano. «Disgraziata», la rimproverò il becchino, «non hai un po' di rispetto per i morti?» Ma va a sapere che cosa può piacere ai morti. Un tale di spirito vendicativo se la legò al dito, ma il dito era troppo fragile e si spezzò. Allora se la legò a un piede e camminava zoppo. Rinunciò a vendicarsi e andò incontro al suo offensore con un sorriso amichevole. Così si prese un pugno sul naso. «Facciamo società insieme», propose la lepre al leone. «Oh, facciamola. La chiamiamo Società delle Lepri. Chiamiamola così. Ma allora bisogna che tu ti tagli la criniera». «Oh, me la taglierò. Inoltre non si può far parte della Società delle Lepri con questi artigli che hai». La storia non dice in quanti bocconi la lepre si mangiò il leone. Un tale trovò nel suo uovo di Pasqua un portachiavi, ci attaccò le sue chiavi e così le perdette tutte insieme invece che una per volta. La vera sorpresa è sempre quella che viene dopo.
Se non c'erano i bambini di mezzo, io leggendo queste favole minime mi domando se non ci fossero stati questi giornali, no? L'Unità che fa questo inserto per i bambini alla domenica, dice: tu che sei stato un maestro elementare, Gianni, prova a scrivere due robette per questi bambini che leggono questi pastrocchi, queste cose, eccetera. Perché qui c'è fra il nonsense e il surrealismo, e vedete pochissime righe e si arriva alla fine che se io dovessi o lo dovesse un ragazzo dire cosa vuol dire sta cosa, con degli esempi, con delle realtà di sviluppo, bisognerebbe scriverci delle pagine intere. Ecco un altro bellissimo aspetto che mi piace ricordare di questo grande autore è questo. Forse qualcuno dirà: è questo quello fondamentale. Sì, mi rabbuio un po' su questo aspetto, perché oggi lo trovo un po' abbandonato nel suo essere compreso. È quello che io da sempre chiedo alle persone che hanno a che fare con i bambini: la necessità che c'è di avere un'idea di bambino. Su che bambino lavoriamo? Questa è la cosa importante. Rodari ci dice ha un'idea straordinaria sul bambino, sulle facoltà mentali, sulle cose che può leggere, sul rapporto con gli adulti, sulla forma dell'esperienza che va valutata, sul fatto che il bambino guarda solo gli esempi degli adulti, anche se gli adulti non vogliono parlare di questo. Quale bambino è il bambino al quale si riferisce tutta la produzione rodariana? Da subito, anche in queste prime, sentite, questa sua passione, proprio è una vera passione, anche commovente per certi versi, il tranviere, il fornaio, e quando dice: no, io posso dar fuoco al mondo, e dà fuoco al gas che te metti su la pignata e cucini gli spaghetti. È un'azione morale, un'azione civile, etica quasi per certi aspetti, in cui noi siamo responsabili di questa moralità. Per cui al bambino, io dico, ho avuto per fortuna questi maestri, non va nascosto nulla. Certo va detto nel modo giusto, ma non va nascosto nulla. È un bambino, se vuoi che capisca un bambino. Nelle mie prime classi, mi ricordo, i primi giorni venivano le mamme portando alcuni scavezzacollo, non tutte, perché c'erano anche allievi molto bravi, allieve bravissime, oltre che stupende, ma e veniva qualche mamma e diceva: sa, non ha passione, caro Pasco, non ha passione, proprio non studia, non sa niente, non ha passione. Ma non ha passione per quale scuola? Per la scuola dell'imparare a memoria, per l'essere giudicati ed essere mortificati davanti ai compagni da parte dell'insegnante? Quanti bambini abbiamo che possono uscire dalla scuola di base entro i 14 anni con un'idea di avere costruito anche un po' di sapere personale? Della lettura so questo, mi è piaciuto questo, mi piace perché è questo. Indipendentemente se è difficile o non difficile, perché quando diamo il tempo al bambino e anche ai ragazzi, abbiamo poi la possibilità che la persona ragioni su questo, inventi, non arriviamo tutti insieme allo stesso momento, inventi nello stesso scopo, con lo stesso risultato, perché noi abbiamo un tabellario e dobbiamo scrivere che il risultato di questa cosa è sotto questo profilo, si riassume in questa riga. Allora chi ha avuto questa esperienza delle volte, diciamolo, dolorosa della sua educazione scolastica, è che non ha trovato quel modo che era di dire: ragazzi, ci sono milioni di bambini che non mangiano, ci sono dei lavori umili che vanno fatti comunque perché servono arrivare a sera e portare a casa la pagnotta, con un'idea dentro sempre che si può migliorare, che si può andare avanti, che si può fare un'altra cosa, che non si deve mai ripetere se si è fatto uno sbaglio, ma motivare da quello e andare avanti.
Allora questa è, come dire, sempre quella chiusa, no? Quella chiusa che in Rodari è sempre un po' speciale e attanaglia. Se guardiamo, era questo l'aspetto che dicevo mi deprime un po', se guardiamo ciò che viene usato più spesso è il Rodari cartolina, lo chiamo io. C'è Natale, c'è la poesia degli alberi di Natale, c'è Carnevale, che sia poesia del coso. Cioè, sono queste 5 cose, ma nessuno va a vedere che proposta c'era dentro, che è una proposta costituzionale, che ce la spiega bene Mario Lodi, che ha avuto infiniti contatti col Rodari, che ce l'ha spiegata molto bene Don Milani nella sua scuola. E se guardate, è stato un momento in cui le esperienze si sono integrate per rimandare poi a un messaggio di tipo consumista, squalificato come quello di oggi, in cui molte persone hanno smesso questa ricerca e hanno trovato che la posizione, ecco, del genitore, come quella dell'insegnante, che pure io dico è un genitore quasi sempre, è quella un po' riassuntiva di una serie di piccoli impegni, di non andare tanto a rompere sui voti, sulle cose, perché dopo i genitori vengono a protestare, non facendo più sapere veramente al ragazzo, al bambino, cosa vale quello che ha fatto. La scuola può giudicare solo le abilità, non può giudicare le capacità. Io non so niente delle capacità dei miei allievi, le ho sapute 10 anni dopo, quando un'allieva che doveva essere bocciata perché l'insegnante di inglese piantava un chiodo, ma non le è riuscito per fortuna, si è laureata in giapponese. Allora si è saputo cosa c'era dentro a quella realtà di sviluppo, si cambiava quell'ambiente e la persona rifioriva immediatamente, no? Nei momenti, vedete, in cui sembra che ci sia molto di perso, di andato, in verità, e qui questa è l'edizione tascabile dei 5 libri di Rodari, 5 fondamentali, diciamo, storie fantastiche, favole, filastrocche, riunite però sotto, diciamo, il segno del Munari illustratore, che era, ricordiamolo, anche il grafico di tutte le grandi collane Einaudi dall'inizio praticamente. Ecco. Qui vengono riunite, è stata fatta, c'è anche in questa bellissima mostra della biblioteca di Castelfranco, l'edizione addirittura nella prestigiosissima collana dei millenni dei 5 libri, che è un libro eccezionale che costa 5 stipendi. Quanti pesci ci sono nel mare? 3 pescatori di Livorno disputarono 1 anno e 1 giorno per stabilire e sentenziare quanti pesci ci sono nel mare. Disse il primo: ce n'è più di 7 senza contare le acciughette. Disse il secondo: ce n'è più di 1000 senza contare scampi ed anguille. Il terzo disse: più di 1 milione. E tutti e 3 avevano ragione. Eccolo qua, il Rodari che abbiamo tanto, tanto amato e che amano tanto anche gli allievi che l'hanno letto nella giusta età. Conosco un bambino così povero che non ha mai veduto il mare. A Ferragosto lo vado a prendere in treno, a Ostia lo voglio portare. Ecco, guarda, gli dirò, questo è il mare, pigliane un po'. Col suo secchiello fra tanta gente potrà rubarne poco o niente, ma con gli occhi che sbarrerà il mare intero si prenderà. Da questa prese il titolo il convegno di Pontedera. Io so i colori dei mestieri, sono bianchi i panettieri, s'alzano prima degli uccelli e han la farina nei capelli. Sono neri gli spazzacamini, di 7 colori sono gli imbianchini, gli operai dell'officina hanno una bella tutta azzurrina. Hanno le mani sporche di grasso, i fannulloni vanno a spasso. Non si sporcano nemmeno un dito, ma il loro mestiere non è pulito.
E ancora, se io facessi il fornaio, vedete, torna sempre a bomba, vorrei cuocere un pane così grande da sfamare tutta la gente che non ha da mangiare. Un pane più grande del sole, dorato, profumato come le viole. Un pane così verrebbero a mangiarlo dall'India e dal Chilì, i poveri, i bambini, i vecchietti e gli uccellini. Sarà una data da studiare a memoria, un giorno senza fame, il più bel giorno di tutta la storia. E di nuovo, se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza, vorrei mettermi a vendere, sai cosa? La speranza. Speranza a buon mercato. Per un soldo ne darei ad un solo cliente quanto basti per 6, e alla povera gente che non ha da campare darei tutta la mia speranza senza farla pagare. Mi pare che è uscito ieri o l'altro ieri il nuovo libro di Papa Francesco. C'è un debito anche da parte sua verso questo. Ecco, l'azione, come è stata per Munari, come è stata per altri autori, per Lodi che ha portato la scrittura collettiva in classe, per Don Milani, eccetera, ma anche mi immagino quanti centinaia, forse migliaia di insegnanti che hanno battuto questo sentiero metodologico e hanno trovato, come dire, la presenza dei loro bambini nelle cose che facevano. Perché Lodi dice si impara, il maestro impara dai bambini. Sì, ma non tutti però impara dai bambini. Per imparare dai bambini bisogna che il bambino sia stato messo nelle condizioni di averti dato se stesso, il suo pensiero, la sua profondità. Allora, quel bambino che non è portato per lo studio e viene buttato avanti così dai genitori, come dire, mi vergogno, ecco, di portarlo a scuola, sto qua ci farà soffrire altri 3 anni, sta scuola dell'obbligo sentita come un peso. Ma in molti paesi, io sono molto contento che si chiami dell'obbligo, perché in molti paesi, se ci fosse un obbligo di andare a scuola, i bambini farebbero carte false per esserci. Da noi invece, siccome è un obbligo, è un peso, perché la realtà di sviluppo resta completamente scollegata dal fatto che possiamo leggere anche delle cose rodariane, ma non sono legate da quell'intento, dal fatto di parlare della fame del mondo, della violenza o dell'insopportabile razzismo o della mancanza di solidarietà o di questi concetti che possono da subito attecchire nella realtà di sviluppo dei bambini. Nei miei libri in foglio, mi piace ricordare a questo punto, esiste un testo molto raro ma bello, credo che oggi pochi lo conoscono, però ogni tanto qualcuno me lo richiede. Ne ho inviato 2 anche una settimana fa, in qualcuno che mi chiede solo questo, non chiede altri libri, questo. 9 modi per insegnare ai ragazzi a odiare la lettura. A odiare la lettura. Non si nasce con l'istinto della lettura, come si nasce con quello di mangiare e bere. Si tratta di un bisogno culturale che può solo essere innestato nella personalità infantile. Operazione quanto mai delicata, perché il solo paragone che sopporta è quello con l'innesto di un nuovo senso. Il senso del libro, la capacità di usare anche del libro come di uno strumento per conoscere il mondo, per conquistare la realtà, per crescere. Non trascurerò l'importanza dell'ambiente familiare per la formazione di questo gusto della lettura, è troppo evidente, ma sulla scuola va detta qualche parola in più. Non sempre l'apprendimento della lettura, il primo, che è il più decisivo, avviene nella forma più adatta. Prevalgono su ogni altra considerazione troppo spesso esigenze burocratiche, quelle dell'esercitazione, dell'interrogazione, del voto, che frappongono tra il bambino e la pagina ulteriori ostacoli da superare, oltre a quelli
rappresentati dalle difficoltà di interpretare i segni. La lettura o è un momento di vita, momento libero, pieno, disinteressato, o non è nulla. La scuola crea più spesso il riflesso puramente scolastico della lettura, non l'interesse appassionato, non l'innesto nella personalità infantile. Ed ecco i ragazzi che, abbandonata la scuola, non leggono più, non si aspettano l'interrogazione, non debbono meritarsi il voto e nessun altro stimolo li spinge ormai verso il mondo dei libri. È un testo disarmante, è vero, triste, che produce un senso di negatività fredda proprio, che prende alle spalle. Per fortuna c'è anche tutto il resto. Ecco, c'è anche tanto del resto, c'è il fare coi bambini ed è stato individuato, qui parlo un po' anche della mia attività come piccolo esempio, il laboratorio di costruzione del libro, che anche qua a Castelfranco con la Scuola del Fare ha avuto infiniti sviluppi e io ci sono venuto proprio per quel laboratorio nel 1992, la prima volta, dove ho cercato sulla carta dove era Castelfranco per capire dove dovevo andare. Ecco, c'è il libro di mezzo. Molti insegnanti hanno capito una cosa e me la rimandano continuamente. I bambini che costruiscono libri a mano, che fanno i loro libri, hanno un interesse per i libri degli altri che è diverso. E il fare libri non è mettere, ricordiamolo, mettere insieme dei fogli e graffettarli e fare un quaderno. È fare un libro da un foglio solo di carta. Ora un bambino, 2 anni fa, un bambino molto piccolo, mi guardava proprio spiritato. Io lo facevo con un foglio grande di una carta bella sostanziosa e veniva fuori un bel quaderno, più di metà di foglio A4, piegato in 3 volte, per cui veniva un fascicolo, 8 pagine, 16 facciate. L'ho rilegato col filo, tagliando gli angoli, ho tagliato le pagine e si potevano finalmente, dopo 3 azioni, piegare, rilegare, tagliare le pagine, avere il quaderno da sfogliare. Il bambino mi guarda, vedete, e dice una delle cose più preziose che ritengo di avere ricevuto. Chi ha avuto l'idea per primo? Ecco cosa interessa ai bambini. In questa domanda che furoreggia, no? Furoreggia di curiosità. Cioè mi è piaciuta così tanto sta cosa che adesso me la faccio subito e mi dispiace un sacco di non averla inventata io. Chi ha avuto l'idea per primo? Perché adesso ne possiamo fare. Quanti fogli di carta hai? No? Un altro bambino in una scuola dice: mamma mia, quanti libri sono andati allora a finire nel cestino? No? Fogli nuovi dove hai sbagliato una cosetta da niente e butti il foglio. Era un libro. La differenza qual è? Nel foglio accartocciato è accartocciata l'anima, ma noi possiamo stirarlo. Possiamo fare un libro con la carta stropicciata apposta, possiamo metterlo a bagno nella candeggina, possiamo stirarlo col ferro da stiro, possiamo incollarci del cartone sopra, possiamo fare tante cose. E in quel momento, vedete, la persona che ha avuto l'idea per primo, ma non ha avuto l'idea di fare il libro che hai fatto tu stamattina. Tu adesso fai un libro nuovo, originale. Abbiamo insegnato un modo che dà infiniti modi ed è questa la realtà. È questo l'esempio di cui si parla anche drammaticamente. Come dire, non stiamo lì tanto, un bambino che non legge o non scrive entro Natale, ma leggerà in seconda, leggerà all'inizio della terza, leggerà più avanti, intanto guarderà le nuvole, no? Ecco, cito un altro libro per chi mi ascolta, che mi è carissimo, è importantissimo, andrebbe messo sul comodino di ogni persona che ha a che fare con i bambini nel nostro paese, ed è Le piccole virtù della Natalia Ginzburg, ecco, dove dice: lasciate che l'esperienza della scuola se ne occupino gli scolari. I genitori non c'entrano, hanno altri ruoli. Quando i bambini devono scegliere, delle volte, no, anche con gli adolescenti, per esempio, io vedevo, uno sta
credi che sia lì che ha ascoltato, ma sta inseguendo delle cose, ma queste cose poi lo portano a se stesso. La sua scelta di domani, autorevole, importante, è avvenuta a patto di tutto il tempo che io ho giudicato perso. Quanto perde tempo! E allora questo libretto, vedete, attacca profondissimamente la cultura adulta. La cultura adulta che dice per insegnare a odiare la lettura basta presentare il libro come un'alternativa alla TV. Oggi la TV bisogna declinarla con tutto il pacchetto delle cose. Basta presentare il libro come un'alternativa al fumetto. Questa è una vecchia polemica rodariana, ma oggi è in parte andata. Basta dire ai bambini di oggi che i bambini di una volta, quelli sì che leggevano molto, ritenere che i bambini abbiano troppe distrazioni al momento, dare la colpa ai bambini che non amano la lettura, trasformare il libro in uno strumento di tortura. Nella mia attività di insegnante, non so a quanti convegni ho partecipato, sia dalla parte del tavolone sia dalla parte del pubblico, dove si individuava questo problema, trasformare il libro. Beh, non c'è stato un editore che proponendo un libro, anche cito, insomma, la collana più grande, più importante di letture per la scuola media, cioè per la preadolescenza, importantissima, con testi tutti importantissimi e sceltissimi, beh, avevano un terribile, inossidabile, inqualificabile apparato didattico. L'apparato didattico dice, nella pagina 17 sottolinea i congiuntivi. Trascrivi il nome dei 5 sostantivi di oggetti, di animali, di persone nominati nel capitolo 6. Mettili in colonna, numerali e via di seguito. Tutti prendevano, in questi incontri, tutti prendevano le distanze proprio col ventaglio, facendosi aria, come se la cosa, il libro compare. Perché compare con l'apparato didattico? Perché il libro che si legge a scuola lo adotta un insegnante che vuole lui questo apparato didattico, perché finito il capitoletto di lettura, a parte la lettura, no, un libro in un anno scolastico, un libro. La lettura ha bisogno che tu dici adesso fate gli esercizi che sono in fondo dal paragrafo 1 al paragrafo 3. Domani leggiamo il 3, fate del 3, fate il 5, andiamo avanti. Questo lo ha un po' pianificato anche la cultura della fotocopia, la cultura del dare un disegno, pensate, già pronto a un bambino chiedendogli di colorarlo. Un atto immorale, crudele, inutile, stupido. Lo fanno anche autori che hanno a che fare con i bambini. Li ho visti io stesso, insomma. Separandoci immediatamente, per non essere confusi nel gruppo, mi raccomando. Ecco, questo aspetto. E qui di nuovo dice rifiutarsi di leggere al bambino. Siamo sicuri che sono tantissimi i genitori, i nonni, gli zii, i fratelli più grandi che leggono ai bambini? Non offrire scelte sufficienti. Ordinare di leggere. Questi sono i 9 modi che lui individua per tirare su un non lettore. Un non lettore ha questo aspetto. Il mio quinto momento riguardava proprio i genitori. C'è una lettera molto importante che si intitola in maniera polemica Lettera a un genitore sudista, in cui Rodari scrive in maniera un po' paternalistica quasi ai genitori per salvare tutto quell'impianto, non quello che ho detto io adesso perché è molto più vasto ovviamente l'impianto rodariano, ma per salvare tutte queste motivazioni. La morale nello scrivere, nel fatto che lui che scrive non è che si mette al tavolino e dice devo scrivere una cosa sul fornaio che deve finire che tutti quanti mangiano. Non viene prima così. La morale si deve scoprire dopo, se serviva che uscisse.
per avere proprio anche nel lettore questa libertà di scoperta del messaggio, anche se ci può essere benissimo una lettura che si ferma prima, molto prima di andare a vedere quale aspetto sociologico, antropologico, antirazzista, solidale esiste in quel testo. Mi piace ricordare questo testo, io l'ho letto tante volte anche ai miei colleghi a scuola in quegli anni, ed erano già passati gli anni buoni in cui era stato scritto. Oggi, non so, ha un senso quasi profetico. Sembra scritto per le prossime generazioni invece che per le generazioni. Erano gli anni dei decreti delegati. Chi ha una certa età della scuola, insomma, di lavoro nella scuola, se lo ricorda. Per la prima volta i genitori avevano la possibilità di essere rappresentanti della parte che ha in cura in via diretta i bambini stessi che sono utenti, autori della scuola, e coloro invece che fanno proposte, che dicono gite, uscite, letture, soldini da dare, materiali da comprare e via di seguito, no? Oggi mi sono trovato negli ultimi tempi, e oggi in particolare, a ragionare molte volte con molti insegnanti che ho al telefono, o qualcuno che è particolarmente vicino mi viene anche a trovare e a chiedere qualcosa. Ma cos'è possibile, mi chiedono, fare sul banco? In molte scuole non li sanno più tenere i bambini. I bambini sono stressatissimi, specie i più piccoli. Perché? Perché se il metodo era essenzialmente il metodo trasmissivo, oggi in questa realtà è stata, come dire, istituzionalizzata la trasmissione del sapere, la lavagna, gli esercizi, la grammatica, le prove sui verbi, le equivalenze, la relazione, la lettura del testo di storia, le cose, eccetera. In chi ha 5 ore, 4 ore, 8 ore, come diceva Munari, la compressione crea stress. Ma c'è un'altra scuola. Allora io dico, io mi sono da subito, dagli anni 70, occupato dei laboratori. Ho pensato che una cultura linguistica, se non veniva affogata nell'esempio della laboratorialità, cioè del fare, del pensare facendo, del capire che la prima cosa va nella mano, che bisogna fare l'esperienza prima della teoria, non insegnare tutte le teorie già pronte, perché creano persone che sono soltanto ubbidienti a un sistema e a un sapere che è già precostituito. Quello c'è tempo poi da farlo, tutta la vita, insomma. Non si daranno poi percorsi importantissimi perché uno li scopra se sono già stati scoperti, ma nell'età dello sviluppo, nella prima infanzia e nella preadolescenza, è importantissimo questo aspetto del sentirsi autori nella cosa in cui si fa. E c'è stato questo aspetto importante. Laboratori come stanza, come luogo fisico, c'erano e ci sono in pochissime scuole. Oggi addirittura no, tutta una scuola dice no, si può mica, cioè, come si fa? Come si fa a farli dipingere? Come si fa a fare no, una cosa? Ma si può fare tantissimo sul banco. Non si può costruire un libretto con un foglio da fotocopia bianco sopra il tavolino, ognuno per conto suo, a 1,5 metri di distanza l'uno dall'altro. Non si può portare un panetto di argilla e far fare delle palline ai bambini col buco e farsi una collana, senza pensare a tecniche chissà di quale, no. Quell'ora là sarà vivificante per la mattina, il bambino poi ritorna nell'ora successiva, nei momenti successivi. Ma questo chi lo può fare? Lo fa tutt'oggi coloro che lo facevano anche prima, e anche senza avere la stanza di laboratorio nella scuola. E senza avere un archivio per i materiali e senza avere niente, solo l'armadio in classe, perché il primo laboratorio è nella testa, non è nell'avere la sala. Poi se c'è la sala, vabbè, ci inchiniamo, insomma. Se c'è il numero basso, che si possa lavorare con 8-10 bambini alla volta, però quanti insegnanti negli anni hanno fatto tutta la laboratorialità proposta? I laboratori non sono uno, sono decine ormai.
Solo quelli dei quali mi sono occupato io, chissà quanti altri, se andiamo nella musica, se andiamo nel teatro, se andiamo nelle marionette, se andiamo dappertutto, insomma, nei settori di ricerca. Quanti possono essere? Non deve diventare una scusa, perché appunto la compressione può creare nei bambini intanto un'idea sfalsata, no? Barcollante di sapere. Cosa sappiamo alla fine? Sappiamo le cose sulle quali veniamo interrogati domani? Poi se prendo 6 e il mio compagno prende 7,5, 8, eccetera, mia madre gli viene un nervoso che non dorme neanche tutta la notte. Dobbiamo riprendere questo spazio e pensare cosa è possibile, oggi più di allora, oggi più di allora. Sentite cosa dice Rodari da allora. C'è un modo sbagliato e c'è un modo giusto di mandare i bambini a scuola. Il modo sbagliato consiste nel preoccuparsi solo che abbiano un buon grembiulino, una cartella che non vada in pezzi e l'occorrente per scrivere. Il modo giusto è di preoccuparsi anche dell'organizzazione scolastica. La scuola è un servizio statale. Il pubblico che se ne serve e che paga le tasse ha il diritto di rivendicare dallo Stato che questo servizio funzioni. Le famiglie hanno il diritto di organizzarsi tra loro in comitati, commissioni di mamme, in associazioni, per contribuire alla soluzione dei problemi scolastici. Il problema della scuola è in questo periodo uno dei principali problemi familiari. Bisogna portarlo fuori dalle pareti domestiche, affrontarlo in forma associata e organizzata. Per una scuola nazionale è importante che i soldi non vengano sperperati nel riarmo. Sono interventi che davvero sembrano scritti appositamente per i tempi di oggi. In nome di cosa noi riteniamo di dover educare i nostri figli? Ciascuno di noi secondo i suoi ideali? Principalmente in nome della nostra esperienza dobbiamo educarli, ma l'esperienza non è necessariamente saggezza. Niente ci garantisce che noi non apparteniamo proprio a quella specie di persone che partono per il giro del mondo in un sacco e tornano a casa in un baule senza imparare niente, imparando a spizzichi, a barlumi. Inoltre questa benedetta esperienza, quando la consideriamo in veste di padri, ha la tendenza a presentarsi come un blocco di conquiste positive. Forse se fossimo un po' più severi con noi stessi, la nostra esperienza la vedremmo meglio com'è, un blocco di errori che cerchiamo di dimenticare. L'umanità va avanti solo perché c'è continuamente chi mette in discussione la sua esperienza e le sue certezze. Non è vero che i ragazzi non vogliono più studiare, non vogliono studiare come abbiamo studiato noi, ecco tutto. La legge, l'età, il fatto di tenere i cordoni della borsa ci possono permettere di imporre loro quel nostro modo di studiare, giusto o sbagliato che fosse, con la disciplina, la severità e tanti altri bla bla bla. Ma allora se noi entriamo nella scuola come genitori per appoggiare i conservatori della vecchia scuola, noi agiamo contro i nostri figli, contro le loro esigenze di giovani. Ci possiamo e ci dobbiamo entrare per aiutare insegnanti e studenti a creare insieme una scuola diversa. Allora facciamo una cosa utile ai nostri figli, anche se ci vorrà un po', perché lo ammettiamo, diffidenti come sono ormai per colpa nostra e nei nostri confronti. È chiaro che è così. La modestia, la pazienza, la tolleranza non sono virtù giovanili. Dovrebbero essere, dicono, virtù dell'età adulta. Noi possiamo insegnarle solo con l'esempio. I giovani metteranno nella ricerca la loro onestà intellettuale, la loro mancanza di pregiudizi e la loro intransigenza. Questa edizione, anche non molto conosciuta, del Cane di Magonza,
con questi testi poco percorsi del nostro Rodari, porta in copertina uno dei disegni di Rodari, sui quali esisteva anche un bellissimo progetto Einaudi che poi non si è mai realizzato. Questi bellissimi ghirigori surrealisti. E l'altro mio comunicato è questo. Rodari dice: i perché sono tanti, le risposte anche di più. Siamo veramente benedetti. Ha scritto molti testi che servono anche sia agli illustratori che agli scrittori per bambini, Rodari. A me piace sottolineare questo aspetto di cui questo libro, come dire, risulta come una specie di esempio sul campo, il libro dei perché. Rodari, scrivendo sui giornali e raccogliendo via via, intrecciando poi le raccolte, eccetera, la bibliografia è particolarmente ricca ma anche nello stesso tempo molto complessa, quella rodariana. Testi sono in un libro, poi se ne trova un pezzo in un altro ancora e via di seguito. Però questo è significativo di un rapporto che lui ha tenuto attraverso i giornali, attraverso Paese Sera, attraverso l'Unità, attraverso il suo scrivere quotidiano anche in tante problematiche di attualità, tenendo un contatto col pubblico. E questo libro dice, come dicesse a noi, qual è il pubblico privilegiato di Rodari? Sono i bambini. I bambini sono il suo pubblico e i bambini attraverso il giornale chiedono delle cose. E questo contatto, in questo contatto, io vedo una vicinanza straordinaria anche con l'attività dell'insegnante, con l'attività del genitore. Cos'è che unisce Rodari, gli insegnanti, i genitori? Le persone ai quali possiamo fare delle domande da bambini. Sono famosissime tutte le domande dei bambini, no? Continuamente domandano perché piove, perché sotto un sasso la terra è umida, perché l'erba cresce, perché diventiamo razzisti. In base alle età poi il cambio è continuo. Ecco, sono state raccolte qui nel libro dei perché una serie molto peraltro nutrita. Il libro è stato riedito recentemente, questo è in un'edizione nuovissima, che dice: io sono dell'opinione, sia detto senza danno, che i grandi hanno ragione quando torto non hanno. Vedete, questo è un ovvio, giusto? Delle volte parlando uno dice ovvio su quello che hai detto. Non può dirlo un'altra persona, l'ovvio. L'ovvio vale solo per chi riesce a denunciarlo. Gli altri hanno già sentito la cosa pronta. È come avergli portato il piatto del ristorante pronto sul tavolo, che uno mangiando dice: ma com'è che è fatto? Oh, per forza! Però, insomma, la cosa ci fa ragionare. Perché l'auto cammina? Perché l'auto cammina? È semplice, perché ha un cuore come te, il cuore è il motore, il sangue è la benzina, il cervello si sa, lo deve usare l'autista, ma spesso non ce l'ha. Perché quando dormo sogno? I sogni sono immagini costruite dalla mente addormentata, una specie di cinematografo un po' pazzo che si apre nel nostro cervello quando si chiudono gli occhi. Più importanti sono i sogni ad occhi aperti, certi sogni, si intende, ma te lo dirò con una canzonetta. Ecco il libro che si organizza in una forma prosaica di pura spiegazione, sempre a un piccolo testo creativo. Com'è povero un cielo senza sole, un uomo senza sogni. Il pane non basta, ci vuole un sogno per farlo più buono. Ti dà più forza del vino sincero, un sogno che ha fretta, che da te solo aspetta di diventare vero. Perché la gente di colore in certi paesi viene così maltrattata? Guarda.
Si vede che in quei paesi hanno ancora molto da imparare dai gatti, i quali tra di loro non fanno differenza di pelo e i gatti bianchi non sono più gatti dei gatti neri e i gatti rossi sono gatti né più né meno di tutti gli altri gatti che vedi. Perché i nomi li scelgono i genitori e non li lasciano scegliere ai figli? Sarebbe tanto bello che la gente portasse il nome scritto sul cappello. Renata, Gino, Carla. Così si saprebbe subito con chi si parla. Vedo già le etichette decorate e ricamate su berretti e bombette. Ma poi dirà la gente, l'etichetta cosa conta se dentro la testa non c'è niente? Spero che questo piccolo excursus sia stato così significativo di tante problematiche che in verità invitano, scusate che raccolgo un libro che è caduto, volevo chiedere se era possibile, perché ho preparato questo commiato, leggerlo in piedi. È possibile? Vorrei leggerlo in piedi. Di Rodari sappiamo poco. Marcello Argilli è stato colui che ha cercato di sfondare anche una conoscenza di tipo personale sull'autore. Simpatico, gioviale, di compagnia, però nello stesso tempo molto chiuso, anche in senso familiare, molto così ritirato in se stesso, ecco, con una difficoltà quasi a monte di questa ricchezza straordinaria di tipo comunicativo. Trovo che questo, tra i suoi ultimi testi, sia un testo che ci pone così ancora meglio sulla strada per potercelo sentire come amico e come padre di influenza. Ho scelto di vivere senza una religione e di impegnarmi in una direzione che mi sembra asserbire abbastanza sia la capacità di impegno morale, sia la capacità di autocritica, per me essenziale come l'esame di coscienza per i cattolici. In realtà credo che questo problema durerà molto di più dei disagi sociali, perché quando anche avremo risolto tutti i problemi sociali e non esistessero ingiustizie, prepotenze o errori nei rapporti umani, esisterebbe poi sempre il problema dell'individuo di fronte alla morte. La religione sarà sempre un terreno su cui è possibile che nascano domande. Anzi, io sono convinto che in una società migliore queste domande prenderebbero più rilievo di quanto non ne abbiano ora. Tuttavia mi sembra che molto spesso, per distogliere l'attenzione dai problemi reali che si possono risolvere, dalle ingiustizie reali che si possono combattere, dalle prepotenze reali a cui si può mettere fine, cominciamo a fare questo. Poi, se è il caso, penseremo a Dio. Può darsi che in futuro Dio esista. Io non lo so. Oggi ritengo che sia importante risolvere i nostri rapporti fra uomini, fra classi, fra paesi, anche se sono convinto che questo non metterà fine ai problemi individuali. Non è facile, non sarà mai facile essere completamente laici. Grazie a tutti. Con la mascherina. Allora, intanto in primis ringrazio Roberto Pittarello perché è stato un incontro favoloso. Leggo alcuni commenti che durante l'incontro sono stati fatti dai tantissimi partecipanti all'incontro, perché vedo che siamo più di 115. Allora, intanto appunto tantissimi complimenti.
poi un commento, secondo me, proprio importante sul disegno, sul colorare, sull'avere già qualcosa di pronto e preconfezionato su cui lavorare, e invece anche a volte così appunto curiosità di lavorare su qualcosa che non è già pronto, ed essere quindi alla fine autore di quello che si è creato. E sì, tantissimi commenti ovviamente sugli spunti che sono stati dati, tantissimi. Come dicevamo appunto prima di cominciare, si sarebbe potuto dedicare un incontro per ogni, diciamo, parte che è stata trattata, quindi questo potrebbe essere anche un'occasione per magari incontrarci di nuovo e approfondire le cose che sono state dette. Se volete adesso possiamo dedicare qualche minuto per magari qualche domanda che può arrivare dai partecipanti all'incontro. Io sono collegata appunto su YouTube, quindi vedo i commenti arrivare in diretta, quindi chi vuole chiedere qualcosa, insomma, benissimo. E volevo anche invitare, so che non ci siamo preparate su questo, però volevo invitare qui Elia Zardo, che è stata sicuramente importante per la realizzazione di tutto il progetto dedicato a Rodari del Polo Bibliotecario di Castelfranco, ed è stata anche un po' l'anima della mostra che ospitiamo in Sala Ragazzi, dedicata appunto a Rodari. Quindi lascio ad Elia la parola. Che devo dire? Io mi sono emozionata tantissimo, Pittarello. Prima in privato dicevo alle persone qua vicine, Roberto Pittarello è il mio maestro. No, siamo coetanei, non ci possono essere maestri coetanei. Maestro vero, maestro vero. E quindi con questa sua lettura di Rodari oggi veramente ci ha dato uno sguardo magnifico su quello che come adulti potremmo fare per i nostri bambini, per la società, perché l'impegno di Rodari è stato grande, grande, proprio anche in questo senso, nella sua visione ideale rispetto a una società in cambiamento e che poteva veramente ripartire dando giustizia a tante situazioni che ancora adesso stiamo vivendo. E quindi la speranza però ce la teniamo sempre stretta, guardando al futuro con una tenacia e con una determinazione a dire si può sempre cambiare in meglio. Abbiamo la possibilità anche in questo momento di scuola a distanza. Quanto i bambini e i ragazzi vogliono tornare a scuola adesso, quando c'è la mancanza di questa scuola e della nostra scuola, Pittarello, di questa tua scuola laboratoriale che come associazione da 25 anni sto difendendo e portando avanti. Grazie, grazie. E quindi se non ci sono domande, scusate l'emozione, ma io sono stata seduta là tutto il tempo. E io qua. E quindi grazie di essere stati qua con noi. Ci sono domande, Elisa? Allora,
non ci sono domande, però sì, un grande grazie da parte di tutti. Di tutti. Grazie, E grazie a quindi, tutti. e quindi ci vediamo. Speriamo di rivederci anche così. Insomma. Esatto, Se è e ci possibile. vediamo. Cercheremo di trovare l'occasione per Sì. rivederci. Sì. Insomma, questa biblioteca a Castelfranco, insomma, è diventato anche un po'. Prima l'hai cercato sull'Atlante per dire dov'è Castelfranco, Sì. però in 25 anni credo che adesso tu sappia dov'è Sì, e sì, dov'è sì. la biblioteca Certo. e cosa è successo in questa biblioteca che racconta molto di te, del Sì. tuo sguardo e delle relazioni che in tanto tempo sono nate. Fiorite. E quindi ci vediamo per il prossimo appuntamento, Esatto. il 10 di dicembre, giovedì. con Livio Bianello che ci descrive la sua idea e ci mostra la sua idea su grammatica della fantasia. Però noi stiamo anche preparando un video eccezionale, vero Luca? Che ci mostrerà questa mostra allestita nella biblioteca, che per ora abbiamo detto la mostra che non c'è. Perché? Perché la mostra c'è, ma voi non la potete vedere, la biblioteca è chiusa, confidiamo che possa riaprire, almeno per il pubblico che viene a prendere i libri per il prestito. Così potrete vedere anche questa mostra che è divisa in 5 sezioni, ma nel video che è preparato fra poco, doveva essere pronto oggi, ma abbiamo visto che c'era molto da fare. e Luca dice sarà pronto lunedì. Percorrerete la mostra con la compagnia di Elisa, che ve la racconterà, e vedrete anche delle sorprese tra musica e parole dai libri di Gianni Rodari. Grazie Piccarello. Grazie a voi, ancora. grazie E alla dell'ospitalità. prossima.